Ok. Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui. Siamo qui al santuario dei Santi Vittore e Corona. Vediamo qui subito il nostro santuario che ha una pianta a croce greca con 3 navate. Lo vedete? Questa scalinata che vedete qui è stata ricostruita alla fine dell'Ottocento dall'architetto Giovanni Segusini, ma in realtà il santuario è stato costruito in 5 anni, dal 1096 al 1101, su incarico di Giovanni de Castellani da Vidor, un nobile che aveva guidato una crociata, e poi è stato inaugurato dal figlio, battezzato dal figlio, Arpone da Vidor, che era anche vescovo di Feltre all'epoca. Ci sono dei bellissimi affreschi e un bel colonnato con 8 colonne con capitello squadrato che adesso andremo a vedere. Il martirium, la parte centrale, contiene le spoglie dei santi Vittore e Corona, che furono martirizzati nel 170, ovviamente dopo Cristo, per aver dichiarato la propria appartenenza, per essere cristiani, la propria appartenenza al culto cristiano, dopo che Vittore ebbe dichiarato di appartenere alla fede cristiana. Anche Corona, la giovane moglie di un suo compagno, perché Vittore era un soldato, Certo. anche lei ha dichiarato la sua appartenenza al culto cristiano ed è stata martirizzata. Mentre lui è stato decapitato, lei è stata squartata appesa a 2 palme, che poi sono state lasciate libere, quindi l'hanno squartata, un particolare un po' splatter. E in realtà l'Università di Padova ha effettivamente controllato le spoglie, e sulla base dell'analisi delle spore vengono davvero dal Medio Oriente. È romana, bizantina, come... Allora, abbiamo detto la croce greca, romanica, con i flussi bizantini. flussi bizantini. Sì. È stata ristrutturata varie volte negli anni, prima dai frati francescani, poi dai Somaschi, infine dai francescani. Va bene, andiamo a vedere dentro adesso. Bella. Ecco gli affreschi che si vedono. Wow, wow, proprio le colonne, molto 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 bella. Ecco il colonnato. Questi sono tutti miracoli, Sembrerebbe di sì. vero? Sono tutti fatti relativi ai fedeli, Sì. collegati con il santuario. Eccolo qui. Il vescovo Arpone di Feltre sale col clero a venerare i santi martiri, Sì. 1101, 14 maggio. Sì, questa è l'inaugurazione. Ecco, vedi, congrega dei prima i fiesolani, poi i somaschi, poi alla fine i francescani. Non c'è la chiesa qui? Spero che sia aperta.
Davvero magnifico, no? Degli affreschi incredibili. Sì. Apparentemente alcuni di scuola giottiana, altri bizantini. C'è un San Giacomo bizantino molto bello che probabilmente avete visto anche nelle foto, e per il resto a noi è piaciuta anche l'atmosfera del Sì. posto, molto tranquilla, di pace e serenità. Consigliamo andarlo a vedere, anche perché a 2 passi Assolutamente. a Feltre, non so se si vede da qui, ma è veramente a 2 passi. E sì, merita vederlo. Niente, dai, facciamo alla prossima, un saluto e alla prossima. Ciao a Ciao, tutti! ciao.